E ieri sono andato a messa, veramente vedere una valanga di banchi con filo bianco-rosso limitati, sedie messe a distanza, preoccupazione del celebrante di mantenersi lontani e di non sfiorarsi minimamente. Insomma, io capisco la sicurezza, sono un medico e quindi predico il distanziamento per la sicurezza di tutti. Però non si può nemmeno rendere così triste una cerimonia come quella religiosa che, benché intima, deve essere una gioia per una persona. È uscito amareggiato venerdì scorso il sindaco e come suo stile ha pensato subito ad una soluzione. Così la prima domenica, dove è prevista molta gente, a Santa Lucia di Piave la Santa Messa sarà celebrata all'ex Filanda. Diamo la possibilità di avere un luogo dove le distanze possono essere facilmente rispettate anche in presenza di tanta gente. Noi abbiamo condisceso volentieri, anzi dico che se ci sono anche delle limitazioni che qualche burocrate ministeriale romano dice che magari più di X persone non possono stare, qui possono stare in sicurezza 600 persone che vengano tutte, anche da fuori paese. Sedie già posizionate, panchine per gestire i flussi e altare seppur spartano già pronto danno il senso della praticità tra l'idea e la sua realizzazione pratica. È una necessità che la popolazione mi ha anche manifestato e che c'è al di là di come uno la pensi dal punto di vista religioso e di qualsiasi cosa. Quindi c'è la necessità di poter ritrovarsi e recitare una Santa Messa in una festività di ricorrenza importante come la Pentecoste. Appuntamento quindi in Filanda per il 31 maggio dalle 8 del mattino per una soluzione che sottolinea come anche per le funzioni religiose ci sia bisogno di grandi spazi. Ecco allora che già da questa domenica a Treviso, per esempio, nella parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice la messa non sarà celebrata in chiesa votiva, ma dalle 10:30 nel vicino campo sportivo dell'Aurora. Possibilità avallate dalle curie di Treviso e Vittorio Veneto, che sicuramente saranno ad esempio per molte altre parrocchie e come per Santa Lucia per molte altre domeniche, quantomeno finché durerà la fase 2.